Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella pillola vostro marietto veneziano. Come avete visto dal titolo, oggi parleremo incontrare il basso astrale. Ma prima di iniziare questa pillola, il vostro marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Degarda e Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e a lunedì sera alle 20:30 il Degarda e Marietto Veneziano su Telegram tengono un percorso esoterico naturalmente gratuito, possono entrare tutti. Questo periodo poi il Legarda ha iniziato un piccolo percorso serale, sempre su Telegram, di pochi minuti per creare un cerchio di fuoco potente per salvare o proteggere l'Italia in questo periodo molto terribile, in questo periodo di dura prova. Vi ricordo che questo periodo di dura prova molto probabilmente durerà fino al 2026-2029. Non ci sarà più il virus, ma ci saranno nuove cose, quindi vi chiedo se avete il tempo e se volete di iscrivervi al canale di Degarda che è del vostro Marietto Veneziano sul Telegram, così da creare una bella catena magica per poter difendere il nostro stivale. Bene, iniziamo col dire del basso astrale. Allora, il primo che ne ha parlato in modo molto corposo, diciamo che ha dato il là anche alla religione Stato, è stato il Dante Alighieri, che in un certo senso nessuno sa se è veramente esistito o se era un gruppo misterico chiamato i Fedeli d'Amore, e diciamo che hanno dato a lui la paternità di questa scoperta, di questa divulgazione. Questo Dante Alighieri, che faceva parte di questo gruppo esoterico i Fedeli d'Amore, era poi quello che ha dato il là ai Fedeli d'Amore, ha dato il là alla Rosa Croce, a questo gruppo misterico Rosa Croce. Ma da dove prendeva tutte queste informazioni il nostro Dante Alighieri? Il Dante Alighieri, con questo gruppo Fedele d'Amore, molto probabilmente prendeva le informazioni dai cabalisti. E parlando dell'inferno, parlando di questi cerchi infernali, praticamente faceva conoscere all'umanità e al mondo la possibilità che, andando dall'altra parte, si poteva scendere nel basso astrale. Chiaramente ha usato altri termini. La Chiesa di Stato poi ha preso al volo la storia, per amplificarla e incominciare a fare le vendite dei suoi prodotti. Ha cominciato a vendere le indulgenze, ha cominciato a vendere il paradiso, insomma, ne ha fatto un grande mercato e ha fatto dire al Cristo cose che magari non aveva neanche mai pensato. Poi, via di seguito, si è inventata la Madonna, che era una ripresa pari pari di altre religioni, e via. E questa egregora che sta guidando questa Chiesa di Stato ha fatto il pieno. Ma il vostro marietto quando è che ha incontrato sto basso astrale? Il vostro marietto ha incontrato il basso astrale a 6 anni, quando ho già raccontato, un giorno più o meno sono stato attaccato da un signore, sono uscito dal corpo praticamente perché dal dolore i corpi sottili si sono staccati dal fisico e fuori c'era il mio babbo che mi guardava e non faceva niente per difendermi. Anche io ho chiesto al mio babbo, ma scusa, sono qui che prendo un sacco di legnacci, c'è giù quel bambino disteso che sono io per terra e tu non mi difendi. E il mio babbo mi ha portato in un posto dove mi ha detto: questo signore che ti ha fatto queste cose ti sta facendo 2 favori. Prima ti sta dando una bella pulita al karma, che è gratis. E io ho detto, vabbè. E poi ti faccio vedere, mi ha detto mio babbo, dove va a finire. Chiaramente non potevo vederlo tutto in un colpo, siamo andati a più riprese in quel posto, gradatamente, perché sennò molto probabilmente sarei stato in un certo senso scioccato. Nella realtà sono stato scioccato e vi devo dire che è una cosa impressionante vedere il basso astrale. Beh, morale della favola, mio babbo mi ha detto: quando questo signore lascerà questo pianeta andrà in questo posto qua. Il vostro marietto vi può dire che il basso astrale è qualcosa che nessuno può immaginare, non esiste un aggettivo per riuscire a quantificare il dolore che si prova in questa dimensione. Quando sono poi tornato indietro, io sono poi andato a dirglielo a quel signore in un modo o un altro, ma non ci volevo credere. Era un materialista, era un signore che
molto ricco, sapete, basso di Bovis, sicuramente un'anima molto giovane e quindi molte cose non ne poteva credere. Quando chiesi al mio babbo se io fossi andato lì, in questo basso astrale nel futuro, lui mi disse: tu ti salverai per miracolo, ma ce la farai, perché questi sono materialisti e noi siamo spiritualisti. E poi nel tempo ho incontrato anche altri veggenti che hanno avuto questa sfortuna di incontrare il basso astrale viaggiando nel mondo astrale, e l'hanno incontrato per caso e anche loro mi hanno detto le stesse cose. Un giorno, vi racconto questo, un giorno stavo guardando una serie televisiva di extraterrestri che stavano invadendo praticamente l'umanità, e il regista, praticamente in una scena di questi extraterrestri che avevano preso un gruppo di persone e ne stavano trasformando, praticamente il regista doveva avere avuto una visione o conoscenze esoteriche, perché praticamente in una scena molto velocemente aveva fatto vedere di scorcio una situazione che, come il vostro marietto, ho visto nel basso astrale. Quindi le persone, quando lasciano questa dimensione, molto probabilmente, non tutte, ma le anime giovani e le anime giovani bassi di Bovis, molto probabilmente scenderanno nel basso astrale. È garantito. Chi non si sa. Chiaramente sotto i 6.000-6.500 molte persone sono materialiste, e di questo gruppo basso molto probabilmente scenderà. Si può fare qualcosa? La Chiesa Cattolica ha inventato le messe, no? Rudolf Steiner diceva che si può fare qualcosa. Nelle varie religioni c'è chi dice di sì e c'è chi dice di no. Sicuramente il vostro marietto nel passato ha usato delle operazioni energetiche per poter, come si suol dire, aiutare alcune persone. Alcune persone sono state aiutate a uscire da situazione. Si possono fare delle operazioni di alta magia ritualistica e anche operazioni di radionica per poter in un certo senso liberare o alleviare o scardinare queste persone in zone vicino al basso astrale. Adesso il vostro marietto qui non sta cercando di vendere indulgenze o protezioni, però vi dice che se qualcuno ha dei potenziali pensieri che alcune persone sue care sono o amici sono a basso astrale, il vostro marietto vi dice che qualcosa si può fare. La Chiesa di Stato effettivamente non è che ha inventato qualcosa di negativo facendo e parlando di queste messe di, come si chiama, di aiuto a queste persone, perché effettivamente a livello radionico il vostro marietto ha già, con altri, chiaramente con altre persone, ha già aiutato persone che erano lì vicino a basso astrale e mandavano segnali che stavano male in quel posto. Quindi effettivamente si possono fare dei riti operativi di alta magia operativa per poter aiutare, e anche si può usare la radionica o certi circuiti di protezione per poter rinforzare la possibilità che queste persone ricostruiscono il loro eterico, il loro astrale, e riescono a sfuggire a queste situazioni disastrose. Bene, il vostro marietto vi ha detto questa pillola non tanto per impaurirvi, ma per il fatto di sapere che si può fare qualcosa e che la cosa esiste, cioè il fatto che questo stato vibrazionale esista non è una bufala. Nella Kabbalah viene chiamato la Keter nera. Infatti una volta un kabbalista mi ha detto: tu nella vita sarai un bel birichino, ma chiunque ti toccherà conoscerà la Keter nera. Bene, cari amici, il vostro marietto ha finito qui questa breve pillola, vi ringrazio di avermi ascoltato, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale del Legale Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!